Il calendario degli eventi natalizi a Santa Margherita Ligure di quest'anno ha un titolo singolare: Santa is coming to Santa. Che cosa avete voluto significare con questa frase? Allora, con questa frase viene tutto focalizzato su un evento nel quale appunto verrà coinvolta la città, perché quest'anno Santa, inteso come Santa Claus, arriva in vacanza a Santa Margherita Ligure il 28 di dicembre, naturalmente dopo che ha lavorato e per riposarsi, altrimenti che vacanze sono. Alcuni eventi sono storici, per cui partiamo dal gospel all'inaugurazione del villaggio di Natale, all'accensione dell'albero, però quest'anno abbiamo incluso anche altri eventi collaterali. Ad esempio nella festa dell'accensione ci sarà la collaborazione dell'associazione Dare, che presenterà un flash mob. Inoltre loro hanno messo a disposizione della cittadinanza l'apertura del convento, con la possibilità di visitare lo storico presepe Fontanini e lo storico presepe dei Frati. Su che cosa punta quest'anno Santa Margherita Ligure per accogliere residenti e ospiti nelle celebrazioni natalizie? Santa Margherita Ligure quest'anno per le festività natalizie punta specialmente ai bambini, ai più giovani. Villa Durazzo sarà un po' il fulcro di tutto il nostro Natale a Santa Margherita. Infatti a Villa Durazzo avremo la casa del grande elfo, una bellissima location per tutti i più piccoli, che ospiterà moltissimi progetti, moltissime iniziative e appunto farà convogliare lì tutti i nostri ospiti. Abbiamo voluto creare un percorso con un red carpet per tutta Santa Margherita che possa portare la gente a Villa Durazzo. Abbiamo scelto Villa Durazzo perché è un po' il simbolo di Santa Margherita, è un simbolo per tutti i sanmargheritesi, di tutte le frazioni, di tutti i quartieri.